Sono quasi 54.000 i nuclei familiari della Sardegna che beneficiano del reddito e della pensione di cittadinanza, con oltre 100.000 cittadini coinvolti. A dirlo i dati dell'osservatorio INPS aggiornati al mese di luglio, secondo cui la media dell'assegno a famiglia nell'isola è di 517 euro. Misure di sostegno che in tutta Italia toccano quasi 1.400.000 famiglie e oltre 3 milioni di persone, circa un italiano su 20. 2/3 dei sussidi va a sud, con oltre 2 milioni di persone interessate. Quasi la metà dei percettori del reddito e della pensione di cittadinanza è single, pochissime le famiglie con 5 componenti e più a usufruirne, circa l'8% del totale. Dati pubblicati dall'INPS proprio nei giorni in cui al governo infiamma la polemica sulla necessità di modificare il reddito di cittadinanza, a partire dalla stessa forza politica che ha ideato la misura, i 5 Stelle. Una riforma complessa su cui dobbiamo lavorare e che dobbiamo affinare per contrastare severamente gli abusi e incentivare le politiche attive. Queste le parole di Giuseppe Conte al meeting di Rimini. Sullo stesso palco, il leader del Carroccio, Matteo Salvini, fa sapere di aver chiesto al presidente Draghi di rivedere la misura perché sta creando solo lavoro nero e disoccupazione. Si tratta di una legge, continua Salvini, che si è dimostrata non nel principio ma nei fatti assolutamente inidonea. Non la rivoterei.